a Preganziol da un gruppo di alpini, cioè il gruppo di alpini di Preganziol, un po' di quelli del gruppo appassionati di canto decidono di fondare un coro. Il loro primo maestro è stato Angelo Smiazzetto. Corre domenica il 7° anno dalla morte di questo maestro e è stato un traghettatore di tutta quella che è stato il repertorio dei canti tradizionali trevigiani. Dai vecchi ricercatori l'ha portato fino a noi giovani. Angelo è stato un professore di musica a scuola, è stato il loro maestro, ma era anche un fisarmonicista. E quindi troverete la storia di Angelo da quella parte, dentro alla mostra, assieme alla sua fisarmonica e al suo cappello d'alpino, che erano un po' questi due simboli, lui che stasera siamo qua. Un po' per ricordare questo personaggio che ha avuto il coraggio di prendere questo sparuto gruppo di persone e farlo diventare un coro.